Allora attenzione signori, mi raccomando, Coia, Mulin Vecchio, Sedili, Segnacco, Surron, Borgo Erba, mi raccomando attenzione, questa è la seconda batteria, primi 3 carri in finale, attenzione, sono pronti anche il cambio laggiù, attenzione, aspettiamo che prenda bene fuoco. Squadra da battere sicuramente Coia, però c'è la novità di Mulin Vecchio, via Mulin Vecchio, il celeste che mi pare giovane, pimpantino, vediamo, poi c'è anche l'arancione Segnacco che è l'ultimo momento e tante volte le squadre fatte così sul posto fanno la differenza. Attendiamo ancora, non è bene il fuoco di Surron, ancora un momentino Surron, attenzione, guardare la bandierina. Potete guardare solo la bandierina e non la mia voce. Attenzione. Borgo Erba vuole fare la partecipazione soltanto, è già in finale un carro e ci sarà soltanto il conte. Mi pare che il conte della contea di Borgo Erba che vuole partecipare e dall'altra parte va a prendere il suo secondo. Ecco, quello che sta correndo, che sta andando, facciamo un applauso, è il secondo staffettista. Allora vanno addirittura in 2, il conte. Guardare la bandierina per gli altri. Attenzione! Coia, Mulin Vecchio, Sedili, Segnacco, Surron, Borgo Erba. Attenzione, ancora una. Via, 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 via. Attenzione! Coia, molto bene. Molto bene, attenzione, vedete anche gli ultimi, vedete il conte di Borgo Erba accompagnato con il suo giullare di corte che sta partecipando a questa manifestazione, lo vedete, sono già in bomba, però andiamo al cambio vedo che c'è Coia e Sedili, vediamo Coia e Sedili, già rientro, Coia è sicuro, vedo le fiamme di Coia, in ritardo però è il celeste forse, è Mulin Vecchio, vediamo però Coia in grande vantaggio, stanno recuperando, sono in 3 per la seconda posizione, attenzione, Coia ormai è davanti, sta un po' rallentando Coia, sta però in grande recupero il verde Sedili, c'è anche Mulin Vecchio, viene anche Segnacco, un testa a testa, attenzione, testa a testa, attenzione, c'è il sorpasso, ecco Coia è già arrivato praticamente al secondo cambio, e molto bene anche Mulin Vecchio, ecco Mulin Vecchio, segue il verde, Sedili, e in recupero anche il celeste Mulin Vecchio, questo era il blu, e il blu c'è il Surron, seconda posizione, Coia, poi c'è il Surron, terzo è sempre il Sedili però sta recuperando il celeste, guardate in discesa che spettacolo, guardate il Sedili, guardate Mulin Vecchio che sta recuperando su Sedili, attenzione, eccoci qua che Borgo Erba arrivano affaticati, attenzione, siamo al secondo cambio, davanti a tutti c'è Coia, ha fatto un grande recupero il celeste su Surron, vediamo il cambio, e già ecco, sta già rientrando Coia, guardate il distacco che ha dato Coia al secondo e al terzo, guardate Coia, è gente che corre da tanti anni, campioni 2014, ecco Coia può andare benissimo, vediamo che c'è in seconda posizione, vediamo che è il blu, è il blu, signori, è in seconda posizione, è arrivato, allora è arrivato Coia, cui è arrivato, poi è il Surron, ecco secondo Surron, e vediamo che sta in difficoltà, vediamo che c'è il verde, attenzione che c'è Sedili ha superato l'ultimo momento, è arrivato Sedili terzo Sedili che va in finale signori, e gli altri sono affaticati, è un applauso però sicuramente va molto bene all'arancione Segnacco, attenzione, Segnacco, la squadra è andata così, mentre stiamo aspettando il ritorno dei ragazzi della contea di Borgo Erba, mentre mi staranno dando fra poco, mi darete anche i carri finalisti
Eccoli qua signori, torna mi pare il conte, torna il conte, accompagnato dall'applauso del conto pubblico, il conte adesso vanno i suoi stupidi a prenderlo, ecco qua, vanno a recuperare il conte, eccoli qua signori, conte Cimbaro di Borgoerba, eccoli qua, signori, l'applauso mentre fra poco, attenzione, dopo la contea di Borgoerba arrivano loro, da molti anni con noi, signori, arrivano loro, i Krampus. Belli.